ho letto praticamente che il comune non aveva i soldi per ripararlo, quindi pian piano lo stanno ristrutturando con vari privati e quando c'hanno i soldi del comune lo stanno facendo. Buongiorno San Casso, insomma, dai. E buongiorno Slovenia! Bene, e anche per oggi è tutto. A voi la linea, noi adesso andiamo più o meno in Ungheria, ci prendiamo avanti. Ecco qua, allora se arrivi per la strada invece vedi può essere abbastanza ripidina, un po' stretta, quindi insomma sai che quei camper vecchi, camper grossi magari non è proprio il massimo. E arrivi qui hai il parcheggio, certo che potevamo dormire qua noi, cazzo, che tonti. Avevamo la vista a castello per la mansarda, fa vedere. Beh dai Giovanni, dai, siamo stati un po' tonti, non lo so, perché effettivamente vedi la collinetta è piccolissima ma siamo abbastanza alti, no? Quindi vuol dire che lì c'è un punto, magari non adesso che non lo vediamo, che è particolarmente ripido. Però vabbè, insomma ragazzo, sai che casomai se vuoi parcheggiare dove abbiamo parcheggiato noi, ti fai a piedi o in bici il giro di ricognizione, vieni su nel parcheggio qua, perché se sai che se vuoi farti una notte qui guarda che panorama che hai, c'hai tutta la vallata, le montagne e il castello, cioè cazzo figata. Giovanni no, non preoccuparti, lo porto via.